Fondamentale è intanto conoscere chi ci viene a visitare e quindi vuol dire riuscire a entrare nelle loro mentalità. È inutile che non gli offriamo cappuccino e brioche a un cinese il mattino perché lui preferisce la sua colazione. Umiltà vuol dire anche quindi adeguarsi in parte a quelle che sono le loro abitudini che non possono essere stravolte unicamente per una settimana di vacanze. Il Cavallino, ad esempio, cattura ogni anno 6 milioni di turisti, ben il 10% dei visitatori che scelgono il Veneto, di cui il 60% proviene dalla Germania. E i 30 campeggi nella zona non hanno conosciuto la crisi perché coniugano servizi e ospitalità. Ad esempio si presentano nei mercati attraverso un'unica associazione, la Cavallino Strass, facendo sistema, fornendo pacchetti di servizi che ogni singolo gestore di campeggio non sarebbe in grado di fornire e conoscono molto bene le esigenze dei tedeschi. Anche Finozzi insiste sulla necessità che cambi l'approccio verso il turista. La Cina è aumentata del 130% negli arrivi e del 270% nelle presenze. Quindi sono dati importantissimi. Quello che manca è proprio la possibilità di dare al nostro territorio quella cultura dell'accoglienza che sia più affine a quelli che sono questi nuovi paesi che ci hanno scelto per le loro vacanze.